Ciao ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, è arrivato il momento, porca troia, e nel frattempo che vi dico questa cosa, vi chiedo di lasciare un mi piace al video se vi fa piacere supportarmi e magari iscrivervi al mio canale. È arrivato il momento, ragazzi, bisogna togliere Kim. Mamma mia ragazzi, quanto fa male questa cosa, quanto fa male. Bisogna togliere Kim dalla squadra titolare perché è ufficiale il trasferimento di Kim al, 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 al Bayern di Monaco e giocheremo con Ostigard che ho preventivamente già potenziato, altrimenti era un po' troppo una merda, perché secondo me Ostigard è un piccolo fenomeno, secondo me ci può aiutare anche nella realtà. Nel frattempo io dovevo togliere già da un po' di tempo Beresischi, però lascio perché veramente il Napoli non ha acquistato un terzino adesso perché sta valutando Zanoli, quindi attendo questa cosa, e devo togliere Dombele che ufficialmente ormai non è più nella rosa del Napoli, e rimetto Demme che invece pare per il momento voglia restare. Kim Ayu io lo tolgo proprio ragazzi, dalla rosa, però non saprei chi cazzo mettere come difensore, però potrei mettere volendo Koulibaly, però è scaduto il contratto, che spazzetta. Non so, mi serve un difensore giusto per, anche se non potrò mai utilizzarlo nella vita, e quindi non so che cazzo fare, vabbè, lo lascio e non posso usarlo, va bene così. Bene così ragazzi, detto ciò, abbiamo fatto questa cosa, io non ho acceso la luce per irradiarmi la vita, così per sudare un po' di più. Raga, detto questo, torniamo al nostro amatissimo campionato di football. E come vedete la situazione non è proprio felicissima perché mancano ancora 9 punti per arrivare in divisione 4 e ci restano 5 partite. Diciamo che anche questa divisione 5 ci sta creando qualche piccolo problema. Anche la divisione 6 ci abbiamo messo un po' per superarla. Il livello si sta alzando parecchio, si vede, si sente, e quindi dobbiamo provare a metterci tutto l'impegno possibile, anche se adesso abbiamo un Kim in meno che ha firmato fino al 2028 col Bayern Monaco. Allora, comunque cioè, si sapeva intanto Perugia-Napoli Perugia colmo di fenomeni probabilmente. Allora, comunque si sapeva il fatto di Kim, chiaramente, però vi assicuro che da tifoso fa male lo stesso, fa proprio male lo stesso, perché c'era comunque sempre quella mia speranza che con un plot twist spaventoso e restava qui, ma sapevamo tutti che doveva partire. Detto ciò, abbiamo Osimhen a terra, lo stesso anche Simeone, quindi gioca Osi chiaramente e si vola perché il nostro avversario è già pronto. Io non ho nemmeno visto la sua formazione. Dobbiamo mettercela tutta perché altrimenti rischia di farsi inutilmente complicata. Detto ciò, Perugia-Napoli, stiamo per partire, fa un caldo della Madonna, ma proveremo a resistere. I cori vanno avanti già da un po'. Attenzione, si parte. Attenzione, Osimhen prova a recuperare palla, non ci riusciamo. Fanno girare la palla loro, molto bene. Attenzione, Ostigard, provano ad andare avanti con gli 1-2, ma alla fine Anghissà recupera palla. Giannino Di Lorenzo, lungo per Anghissà. Dribbling del Ciuchi, fermato secondo me con fallo, ma alla fine recuperiamo palla. Lobotka, Di Lorenzo, attenzione, un po' di confusione qui. Attenzione, Ostigard su Haaland, fantastico Ostigard, che poi va da Anghissà. Fermato Anghissà, recuperiamo palla, attenzione il Ciuchi, niente. Recupero palla di Zielo, fantastico, che va subito largo da Kvaratskhelia, che prova il dribbling, fermato Kvara, peccato. Non si è ancora acceso Kvara. Riescono a far girare la palla, e anche le mie palle chiaramente. Attenzione a Rachmani. Meret va verso il Ciuchi Lozano,
che prova a cambiare tutto verso Krisha Kvaratskhelia, che ha un po' di spazio questa volta. Prova a correre Kvara, se ne va Kvaratskhelia, fantastico Kvara, attenzione, Kvaratskhelia, prova il cross, c'è Osimhen di testa. Osimhen di testa. Male male, molto male, tutto male, verde verde male. Abbiamo cominciato a imbastire un'azione, non siamo riusciti a fare un cazzo. Attenzione Rachmani, colpisce destra Rachmani, Osimhen prova a recuperare, niente da fare. Il Perugia prova a ripartire, attenzione con Roberto Carlos, Di Lorenzo che poi appoggia subito per Anguissa, che va da Osimhen, anticipato al difensore, grandissimo Lobo. Osimhen appoggia per Zielinski che da esterno va verso Kvaratskhelia, fantastico Kvaratskhelia, cross di Kvara, c'è Osimhen che non riesce ad impattare, forse qui troppo frettoloso qui, sono stato Rachmani, intervento prodigioso, e poi di nuovo Rachmani, Lobo, Osimhen, Anguissa di prima verso il Ciuchi Lozano per Anguissa di testa, la traversa spaventosa, Osimhen verso Kvara, Lobotka, Anguissa, la parata, incredibile ragazzi, incredibile, come se la sono cavata qua, incredibile, incredibile. Lobotka dalla bandierina, prova a cercare Osi, attenzione, Osimhen deve provare a fare sponda, non ci riesce, e poi prova a ripartire il Perugia addirittura. Attenzione Zielinski prova a chiudere, Anguissa su Roberto Carlos, prova ad andarsene, lo prova a fermarlo Anguissa, niente da fare. Attenzione Lobo, Zielinski, Mario Rui, attenzione attacca al Perugia, poi Ostigar e Anguissa provano ad andare un po' in contropiede con il Ciuchi Lozano prova il dribbling, non ci riesce, attenzione arriva Di Lorenzo che guadagna un fallo laterale importantissimo. Attenzione, palla per Anguissa, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo, Anguissa, un po' macchinosi qui il Ciuchi, Lobotka per il Lozano, dentro per Di Lorenzo che cross in mezzo, Osimhen anticipa, e comunque stiamo meritando, ma non riusciamo a trovare il pertugio giusto. Attenzione a Vito qua, Victor Baia, oh mamma mia. Aiuto. E come mi fa? Si è dormuto? È morto? Si dà una pelle? Sta cagando? Che sta succedendo? Non si sa, però Osimhen stoppa, tira e rete. E a me dispiace, cioè non so onestamente se lui abbia smesso momentaneamente di giocare, però ragazzi onestamente cioè, non posso assolutamente non approfittare di regali del genere, dato qualche volta non l'ho fatto io, qualche volta non ho approfittato di questi regali, però secondo me ho sbagliato, perché cioè, noi qua ci stiamo facendo un culo enorme per arrivare nella divisione più alta possibile con una squadra insomma relativamente normale rispetto a quella che fanno gli altri, quindi onestamente cazzi loro che smettono di giocare. Adesso ha ripreso, sarà anche incazzato come un animale, però ragazzi io intanto mi sono portato un attimo in vantaggio, cerchiamo di non prendere subito gol, però attenzione Mario Rui prova a chiudere, Holland, mamma mia, calcio d'angolo per loro, attenzione stiamo per essere puniti subito, attenzione Kimmich dalla bandierina per il Perugia, attenzione Kimmich, non si sa che vuole fare, cross adesso di Kimmich, no! No ragazzi, no, però dai. No ragazzi, no, però dai. Non ci credo, raga. Abbiamo ricominciato tutto, ci hanno fatto un gran regalo e noi gliel'abbiamo restituito alla grande.
molto involontariamente, ma l'abbiamo restituito. Attenzione Zielinski, recupera una gran palla e poi allarga verso Khvicha Kvaratskhelia, che ha provato il dribbling ma niente da fare. Attenzione Lobo su Coman. Mamma mia quanto siamo sfigati ragazzi, quanto siamo sfigati. Attenzione Ostigard, erroraccio di Ostigard. La parata di Meret, mamma mia, che cazzo di miracolo che ha fatto ragazzi. Che miracolo che ha fatto Meret, si stava ribaltando completamente la situazione in un paio di tiri, ma che cazzo. Meret intanto verso Osimhen che prova ad appoggiare Aranghissà che allarga subito per il Ciuchi Lozano. Il Ciuchi, dribbling del Ciuchi, fantastico. E poi però si perde, cazzo. Sono entrati tutti. Lobo prova a pressare, non ci riesce. Attenzione, scappiamo un po' dietro. Rachmani, Di Lorenzo. Fantastico, Di Lorenzo. Recuperiamo palla. Zielinski, palla per Anghissà. Anticipato Roberto Carlos. Sei un animale Roberto Carlos, Cioè non si tiene. Intanto Zielinski prova ad andare in profondità da Khvicha Kvaratskhelia che prova ad andare subito da Osimhen, ma niente da fare. Proviamo ancora il pressing. Mario Rui. Attenzione Haaland, Di Lorenzo da stretto, troppo la parata di Meret e poi Ostigard mette fuori. Meret, devo dire la verità, Meret ci ha salvato abbastanza in questo primo tempo, che è stato molto equilibrato. Purtroppo abbiamo preso un gol veramente idiota ragazzi, veramente un gol idiota. Peccato, peccato. Veramente un peccato. Tanto ragazzi mando un attimo un messaggio a un amico. Oh no Anto, se ci sei verso le 10 perché io e Peppe stiamo finendo un attimo di fare le live. Ecco qua. Tanto inizia il secondo tempo ragazzi, si parte. Lobotka. Attenzione, non facciamo puttanate. Ostigard, vada Rui. Vai maestro che vedi. Avevo visto Zielinski raga, non Osimhen, ma la palla non arriva a Zielu purtroppo. Lobotka, attenzione, no, perché Ostigard si è fatto. Ma dai ragazzi però, Grande Giannino. Va subito dal Ciuchi Lozano, prova ad andare in profondità verso Osimhen. Un po' troppo pretenzioso in realtà. Io volevo darla a Kvara raga, però secondo me il passaggio in profondità alto così giustamente non va bene. Ho preteso troppo anche dal gioco stesso. Attenzione Osimhen, no, che cazzo ha preso ragazzi. Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Anghissà, Kvaratskhelia, cambia tutto verso il Ciuchi Lozano. Grandissima palla per il Ciuchi Lozano. Prova il dribbling, niente da fare. Fermato il Ciuchi. Attenzione Lobo. Mario Rui prova a chiudere su Haaland. Lo rallenta sicuramente, poi arriva Lobo, niente da fare. Rachmani. Zielinski appoggia ad Anghissà che allarga verso Kvaratskhelia che prova ad accendersi Kvara. Senti, pensato subito che mi sarei fermato e si è fermato insieme a me. Attenzione Rachmani. 1-2. Meret e poi Lobo mette fuori. Osimhen prova ad andarla in profondità al Ciuchi Lozano che prova a correre il Ciuchi. Se ne va il Ciuchi, prova il dribbling il Ciuchi, fermato da Marquinhos. Zielu, no, Ceri sulla traiettoria, Zielu. Porca puttana ragazzi, Attenzione Mario Rui prova a chiudere su Haaland. Mamma mia maestro. Peccato che poi non siamo riusciti a recuperare palla. Attenzione ancora Haaland. E poi fuori Rachmani. Restiamo ancora lì. Anghissà prova a mettere fuori, niente da fare. Anghissà recupera gran palla e allarga per il Ciuchi Lozano che prova a cambiare tutto verso Kvaratskhelia. È un cambio spaventosamente bello. Prova ad andarsene Kvara, fermato dal difensore. Dovrò fare qualche cambio, troppa gente stanca. La mette in avanti.
Attenzione, fermato Ostigar, Rachmani, poi va lungo da Chucky Lozano, palla per Anghissà, non riusciamo ad arrivare più dagli attaccanti, ragazzi, non riusciamo più ad arrivare dagli attaccanti, molto male. No, che fallo è? C'è fallo. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a Che fallo era? Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Allora, vediamo che cosa possiamo fare. Un po' di forze fresche. No, non era quello che volevo fare. Voglio togliere Lobo, raga. Voglio togliere Lobo. Ok, perfetto. Era esattamente questo che volevo fare. Osimhen stanno ancora bene. Lozano, metto un po' Politano, un po' di forze fresche, ripeto, servono forze fresche. Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera pure sta bene, ma il maestro sta on fire, quindi lo lasciamo. Ma sai che ti dico? Ma sai che ti dico? Ma sai che ti dico, cazzo? Io lo faccio. Io lo faccio. Io lo faccio, cazzo. Lo metto praticamente punta aggiuntiva. No, mettiamo trequartista. Metto trequartista. Metto Elmas e Zielo un po' più giù qui per far girare la palla. Allargo un po'. E ci proviamo, ci proviamo. Con Raspadori, Politano ed Elmas. Raspadori, Politano ed Elmas, ragazzi. Attenzione. Tutti i corti da mettere sul palo. Attenzione Kimmich, Attenzione a Kimmich. Ciao. I tir. Attenzione a Bruno Fernandes. Porco Dio. Ok. Meret. Prova ad andare veloce. Meret va lungo da Osimhen che appoggia verso Politano. Attenzione Elmas. Raspadori. Attenzione Osimhen non riesce a recuperare palla. Peccato. Proviamo a buttarci in attacco. Di Lorenzo, grandissimo intervento. Raspadori prova ad andare a Kvaratskhelia. La palla non arriva a Kvaratskhelia. Elmas non riusciamo a recuperare palla. Di Lorenzo, sì, grandissimo recupero di Giannino Di Lorenzo. Se ne va Di Lorenzo, palla per Zielinski che allarga dall'altro lato verso Kvaratskhelia. Dentro per Mario Rui che prova a crossare, adesso arriva. Stava arrivando Raspa. Attenzione, no, che palla hanno recuperato, ragazzi. Attenzione, Rachmani, fantastica. Palla per Elmas che vede Kvaratskhelia, palla troppo su di lui. Palla loro, peccato. Forse siamo riusciti a dare un po' di verve. Ragazzi, un po' di verve. Attenzione, Kvaratskhelia recupera palla, se ne va Kvaratskhelia prova il cross, fermato dal difensore. Forse non devo fare il cross speciale là. Mario Rui, Raspadori prova a ripiegare e ci riesce alla grande Raspadori. E poi la palla finisce ad Elmas che prova ad allargare per Kvaratskhelia. Se ne va Kvara, la ridà ad Elmas che prova a ridarla a Kvaratskhelia. Peccato qui. Abbiamo provato a costruire. Isaac se ne va. E Mario Rui si frappone fra Isaac e la porta. Abbiamo ripiegato bene, ma qua abbiamo rischiato parecchio. Non possono permettersi nessun calo di tensione. Attenzione a Kimmich dalla bandierina. Ragazzi. Attenzione Meret. Raspadori. Ostigard svetta qui. Attenzione. Mamma mia Meret, ragazzi. Ma Meret che cazzo ha preso oggi? Ragazzi? Ha fatto delle parate spaventose. Osimhen prova ad appoggiarsi a Raspadori che la dà ad Elmas che vede Politano sulla destra. Attenzione Politano, prova a rientrare Politano. Attenzione Raspadori. Si libera della palla
ed evita complicazioni. Non è riuscito a tirare. Boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ennesimo pareggio, ragazzi. I tifosi hanno assistito a un bello spettacolo, nessuno però è riuscito a prevalere. In cui alla fine loro hanno tirato molto di più. Effettivamente noi il secondo tempo non siamo riusciti a fare molto. E un peccato perché ci avevano fatto un gran regalo e noi gliene abbiamo fatto un altro, un grande autogol, anche se segnava gol di Sergio Ramos. Vabbè.